Amici di Recta Sport, buon pomeriggio da Enrico Mulas in diretta grazie alle immagini di Andrea Farris dallo stadio comunale di Pozzomaggiore per raccontarvi la sfida valida per la 19ª giornata del campionato di eccellenza, uno dei 4 recuperi in campo oggi fra Bosa e Ilva Maddalena. La squadra di casa 11ª con 28 punti, la squadra invece ospite quarta con 44. Il Bosa alla sinistra dei vostri schermi con maglietta rosso-blu, pantaloncini blu e calzettoni dello stesso colore. Si schiera in porta col numero 44 Akenza, col numero 3 Riu, col numero 33 Ongania, col numero 4 Mattiello, col numero 20 Pischedda, col numero 16 Carboni Paolo, col numero 25 Ruggiu, col numero 15 Unali, col numero 22 Di Angelo, col numero 7 Mastro Marino e col numero 9 Fanelli. L'Ilva Maddalena invece alla destra con la maglia a righe bianche e celesti, si schiera in porta col numero 1 Manis, col numero 19 Lombrano, col numero 5 Di Pietro, col numero 6 Domboroschi, col numero 15 Lena, col numero 8 Gallo, col numero 11 Escobar, col numero 4 Chiappetta, col numero 10 Aiana, col numero 20 Molina e col numero 9 Tapparello. Si attende solo l'ok dell'arbitro Marco Casula della sezione di Ozieri. I collaboratori sono Flavio Pisu e Filippo Norchese, entrambi della sezione di Oristano. Le squadre sono schierate, attendono solo l'inizio, il fischio d'inizio. Pare ci sia un problema alla rete difesa proprio da Akenza, con il primo assistente che ha chiesto nastro per poter riparare un buco alla rete. Allora le squadre continuano a riscaldarsi per mantenere il ritmo. Ricordiamo il Bosa appunto 11º con 28 punti in 22 partite, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 10 punti. La squadra di mister Salvatore Carboni arriva da 2 pareggi consecutivi contro la Nuorese per 1-1 e contro il Monastir fuori casa per 0-0. Solamente 2 punti nelle ultime 3, in quanto la terzultima partita il Bosa fuori casa ha perso 2-0 contro il Ghilarza. Invece momento opposto per l'Ilva Maddalena, che arriva a questa sfida quarta con 44 punti in 22 partite, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Viene da 2 vittorie consecutive in cerca quest'oggi della terza, ha vinto 5-0 contro il Ghilarza con doppietta di Tapparello, poi gol di Molina, Serio e Aiana, e 1-0 sul campo del Guspini col gol di Aiana alla sinistra, oggi titolare dell'Ilva Maddalena. Si è risolto il problema tecnico e allora si attende solo il fischio del signor Marco Casula, fischio che dovrebbe arrivare a momenti. Ecco qua, si inizia, primo pallone mosso dall'Ilva Maddalena subito per Molina. Molina si appoggia al suo compagno e vede largo a sinistra Lombrano, palla troppo larga però troppo arretrata, allora batte il Riu. Pallone in avanti però intercettato, allora ancora Lombrano sulla sua verticale a cercare Molina, senza successo. Va comunque in pressing Molina, sporca il rinvio di Mattiello e allora seconda rimessa laterale, stavolta si incarica Pischedda della battuta. Ancora però palla preda dell'Ilva Maddalena, che per un attimo perde e riconquista subito il possesso con Gallo, che punta deciso alla porta di Akenza. Gallo si ferma e vuole ragionare. Subito palla in mezzo, Bello prova il tiro, respinto dalla difesa del Bosa. Ha provato Tapparello a centrare la porta di Akenza, rinvio però della difesa del Bosa, subito preda ancora dell'Ilva Maddalena che ha iniziato molto bene questo primo tempo. Lombrano allora inizia e vuole ragionare da Di Pietro per il suo compagno di reparto Domboroschi. Prova il lancio lungo verso il suo numero 10 Aiana, che riesce a metterla giù. Aiana, palla fuori, aveva tenuto a distanza Pischedda, a tu per tu però con Akenza. Aiana tira troppo alto. Allora, prima occasione della partita per l'Ilva Maddalena, che ha iniziato subito forte. Arriva al primo minuto di questo primo tempo. Pressing alto dell'Ilva Maddalena, che vediamo essersi schierata con un 4-3-3,
contro il 4-2 del Bosa. Allora Mastromarino sulla sinistra, attaccato da 2, riesce a scaricare su un suo compagno, forse trattenuto il numero 22 di Angelo, fallo di Chiappetta, che battuto subito proprio di Angelo per Mastromarino, che non fuorigioco i giocatori dell'Ivan Maddalena, fuorigioco che però non viene concesso. Allora ancora Mastromarino fermato ancora da Chiappetta, che poi prova il rilancio, palla sporcata da Pischedda, allora rimessa laterale sulla propria tre quarti per l'Ilva Maddalena. Provato a rispondere al colpo dato dall'Ilva Maddalena con un altro colpo il Bosa, con una tentata incursione del numero 7 Mastromarino, che però è stato prontamente fermato. Rimessa al laterale, battuta preda dei giocatori del Bosa, che però non riescono a controllare, allora guadagna metri la squadra ospite. Andrà a battere Lena, il numero 15. Questo fallo laterale, gli si avvicina Escobar, si fa vedere in mezzo anche Gallo. Vediamo Lena decide di andare in lungo a cercare la sponda di un suo compagno, palla che ritorna al terzino destro dell'Iva Maddalena, che prova a sfondare, fermato però Mastromarino, anticipato bene da Domboroschi. A terra un giocatore dell'Iva Maddalena, per l'arbitro è tutto regolare, si gioca con Mastromarino che prova a cercare un suo compagno, attenzione, sembra in vantaggio Di Pietro, l'ottima chiusura di Di Pietro su Di Angelo, che chiede il calcio d'angolo non concesso dall'arbitro. Bravo Di Angelo a credere a questo pallone di Mastromarino. Tutta la difesa dell'Iva Maddalena si era fermata, ci siamo fatta per il numero 5 Di Pietro. Allora Manis proprio per quest'ultimo, il numero 5, che la gira per Domborovoschi. Di nuovo da Manis, pressing alto anche del Bosa, che non vuole far ragionare la squadra di Sandro Acciaro. Brutto controllo di Domborovoschi. Allora subito Unali a cercare Mastromarino, che di prima cerca Fanelli, senza successo però. Allora Chiappetta lungo a cercare Aiana, Aiana lo stop, ha cerchiato, scarica dietro, bene per Gallo. Gallo per il suo centrale di difesa Di Pietro. Allora Di Pietro per Manis, fuori dalla propria area di competenza. Lunghissimo a cercare uno fra Tapparello e Aiana, arrivano entrambi sul pallone e si ostacolano. Alla fine è il numero 20 Pischedda che prende il pallone e prova a spazzare, ma subisce fallo proprio dell'attaccante della punta dell'Iva Maddalena, Tapparello. Molina, fallo del numero 20, possibilità per il Bosa di riorganizzarsi. Batterà Ongania col numero 33, questo calcio di punizione. Ongania va lunghissimo a cercare il numero 22 di Angelo, bello lo stop, cambio di gioco all'indirizzo di Riu non ci arriva, però arriva prima Manis, che predica calma fra i suoi. Aveva fatto comunque buona guardia Lombrano. Allora Manis per Di Pietro, Di Pietro di nuovo da Manis, stop di Manis, si guarda intorno, palla per Domborovoschi, di nuovo a Manis, giro palla di 3 dietro, anzi dei 2 più il portiere dietro. Qua Manis lungo a cercare Tapparello, che si è aperto, subentra però il suo compagno, però sia Lombrano. Lombrano prova il sombrero e ci riesce su Pischedda, palla messa in mezzo, allontanata dalla difesa del Bosa. Allora Unali a cercare Di Angelo, spinto, contrasto, si lotta in mezzo al campo, esce vittoriosa l'Ilva Maddalena. Bella azione un po' confusa, adesso l'arbitro fischia fallo su un giocatore del Bosa che rimane a terra. Si va poi a significare delle sue condizioni Gallo, un po' di nervosismo, il numero 8 è reo di aver pestato i piedi al giocatore mentre era a terra. Comunque si chiariscono i due, cenno di fair play, allora si può riprendere la partita. Palla lunghissima del Bosa verso Mastromarino, bello lo stop del numero 7, che poi ancora sempre raddoppiato, viene anche fermato in fallo laterale. Allora rimessa al laterale in zona d'attacco per il Bosa. Ongania è lui che va a battere questa rimessa
laterale. Ancora Ongania. Gli si fa incontro Di Angelo. Ongania vuole andare nel centro, invece no, sceglie Di Angelo. Di Angelo di nuovo per Ongania. Ongania per Fanelli. Fanelli prova a girarsi col destro, a metterla in mezzo verso Mastromarino. Non ci arriva invece Manis, che poi prova subito a lanciare il suo compagno, e Gallo. Gallo per Escobar. Escobar pressato, suola. E poi per il suo numero 19, Lombrano. Lombrano di nuovo per Escobar. Escobar finta su Mastromarino, lo manda giù e poi allarga tutto per Dombrowski. Ancora il numero 6. Lungo a cercare Lombrano. Lombrano lo stop. Di nuovo per Escobar. Tutti i palloni in questa prima partita di gara per l'Ilva Maddalena stanno passando dai suoi piedi. Escobar bello per Molina. Molina che si gira a cercare Ayana senza successo, perché c'è stato un tocco di un giocatore del Bosa. Allora l'arbitro chiede un altro pallone. Lombrano si incarica di questa battuta. Lombrano per Tapparello. Tapparello va a fare a sportellate con i giocatori del Bosa e la rimessa laterale è per i rossoblù. Manis catechizza la sua difesa con urla che si sentono fin qua in tribuna. Qua Fanelli mette 2 a terra e riesce poi ad aprire per Di Angelo. Di Angelo attaccato da Tapparello, che riesce a portare via palla con la suola, poi l'aiuto di Lombrano. Tapparello forse fa fallo, non ravvisato però dall'arbitro. Palla che arriva fra i piedi di Gallo. Gallo col destro. Gallo prova a girarsi, non trova sbocchi, triplicato, poi cerca il pallone in profondità per Ayana senza successo. Non si erano capiti con il suo compagno Gallo, che ha cercato una palla in profondità mentre Ayana stava venendo incontro. E qua Kenza lungo cercare Mastromarino, anticipato, palla che arriva comunque fra i piedi di Angelo, che punta Di Pietro. Di Angelo fermato da Di Pietro, messo a terra, ed è calcio di punizione, fallo del numero 22 del Bosa, Escobar. Fase di studio delle due formazioni, qua scivola sul pallone Chiappetta. Allora con calma Pischedda riorganizza per Mattiello. Mattiello per Ongania. Ongania sulla sua verticale per Di Angelo, che la gira per Mattiello. Mattiello ancora all'indietro, si fa incontro Di Angelo, anticipato qua il giocatore del Bosa, il numero 22 Di Angelo. Allora apertura, palla che arriva fra i piedi di Molina. Molina sulla sua destra per Tapparello, che prova a impegnarsi, riesce a mettere in mezzo, non però come voleva. Comunque la caparbietà di Molina, che riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo. Si lamentano tutti che volevano i giocatori del Bosa la rimessa dal fondo. Allora altro potenziale pericolo per la squadra di casa, che si vede costretta a difendere un calcio d'angolo. Un calcio d'angolo contro. Sistema con cura il pallone il giocatore dell'Ilva Maddalena, che controlla in mezzo, chiama lo schema alzando entrambe le mani. Palla messa in mezzo, si avventa il numero 9 Tapparello, palla che poi torna fra i piedi di Lena, che però è in fuorigioco. Si lamenta qua il numero 5 di Pietro, ma fuorigioco che comunque sembrava esserci, fuorigioco di rientro di Lena. Allora riprende a giocare il Bosa con un passaggio toccato duro, un ali da Molina, che viene catechizzato il numero 20. Allora può riprendere il gioco al Bosa con Riu che si allarga e chiede palla, servito invece con il numero 22 Di Angelo, però c'è sempre prima Lena, che riesce a chiudere in calcio in fallo laterale. Ramani sa catechizzare sempre la sua difesa, dare indicazione. Allora
Ongania batterà lui questo fallo laterale. Ongania in mezzo, chiusura di Lena che però deve concedere calcio d'angolo. Allora si fa avanti Mattiello per batterlo. Mattiello dà un'occhiata all'area affollata, c'è un gruppo di 2, 4, 6 giocatori tutti insieme, ora il gruppo si sfalda, il capannello di giocatori. Sempre Mattiello, chiama lo schema alzando una mano. Mattiello, palla messa in mezzo, Manis a vuoto anticipato, non arriva Carboni, Paolo sul secondo palo. Allora Ilva Maddalena graziata in questo frangente, un attimo in ritardo, il numero 16 sul secondo palo, deve ridato dal numero 1 in panchina Secchi, il pallone a Manis che può rimetterlo in gioco. Ancora Manis, dopo aver scambiato con uno dei 2 difensori centrali. Manis ancora a lungo a cercare Aiana, anticipato da Riu, palla sulla quale però si avventa Gallo, sono in 2. Ancora Gallo, lo stop col destro, adesso di sinistro prova a saltare Ruggiu, non c'è fallo per l'arbitro, palla di Ruggiu però per Mastromarino un po' troppo lunga, applaude comunque il suo compagno, il numero 7. Allora Domborovskij, ancora Domborovskij, va avanti, palla indietro, messa ancora a terra, attenzione, un break del Bosa con il numero 25, con Ruggiu che si lamenta con Di Angelo perché non è andato in profondità. Allora ancora Ruggiu che prova il tiro, Manis in 2 tempi a bloccare e poi subito a mettere in moto il numero 8 Gallo per Escobar l'apertura è per Lena a cercare Tapparello, si lamentano tifosi e giocatori per una presunta rimessa laterale. Comunque gioca l'Ilva Maddalena con Lombrano sulla sinistra, Lombrano per Aiana a puntare Riu, Aiana, gli si fanno 2 incontri, Aiana rinizia con Di Pietro pressato, c'è Escobar, Domborovskij per Gallo, palla che non arriva di poco. Allora Kenza può rimettere in gioco il pallone, è rimasto a terra un giocatore del Bosa che ora si rialza, si tratta del numero 20 Pischedda. Kenza batte corto per Mattiello, il numero 4 lungo, cercare Di Angelo lunghissimo a cercare Mastromarino, stacca di testa, ancora Mastromarino, fuori gioco però di Riu, ravvisato dal primo assistente dell'arbitro, il signor Flavio Pisu. Allora Manis può battere questo calcio di punizione. Manis per Domborovskij, Domborovskij per Di Pietro, ancora Di Pietro a cercare la sua punta, ferma tutto per il Bosa. Allora Mastromarino, Di Angelo a cercare il numero 15 Unali, senza successo però questo passaggio. Allora Gallo di prima, palla che passa perché non riesce a fermare il pallone, Carboni prova il tiro, il numero 20 Molina trova però a Kenza che in 2 tempi, anche col pallone che gli rimbalza davanti, riesce a controllarlo e a farlo suo. Allora Pischedda per Mattiello lungo per Ruggiu, lo stop di Ruggiu per Di Angelo, si fa Riu avanti sulla destra, cerca però Mastromarino, Di Angelo senza però successo, palla che esce in fallo laterale. Entrambi i mister abbastanza tranquilli in questa prima fase del primo tempo, quando sono passati 16 minuti, quasi 17.
quindi abbiamo superato il primo quarto di questa partita. Qua bello lo scambio fra i giocatori dell'Iva Maddalena con Gallo, Gallo con calma dietro per Escobar, finta e torna da Di Pietro. Manis ancora per Di Pietro. Acciaro, il mister dell'Iva Maddalena, chiede il giro palla, chiede di pensare. Ancora Manis sulla sua tre quarti. Manis va a lungo a cercare Tapparello di testa invece a cercare Molina, che riesce a passare, però viene fermato, fa buona guardia Mattiello. La palla lunga a cercare Mastromarino e in anticipo Don Borowoschi. Palla che finisce fuori dall'impianto. Sarà rimessa laterale per il Bosa sulla tre quarti offensiva. Di Angelo lascia il pallone a Ongania per Carboni, l'apertura è per Riu, sempre solo, adesso gli si fa incontro Lena contro Riu, palla che rimane in campo, palla che non esce, rimane in campo, ora sì, il fallo laterale dell'Iva Maddalena con Lena che preferisce giocarla a Di Pietro per Manis per Don Borowoschi. Trollo così, però riesce comunque a far arrivare il pallone sulla testa di Chiappetta, che non riesce però a spizzarla trovando un compagno. Allora ancora Molina, palla lunghissima e di testa. Di Pietro cerca il suo compagno testa a testa e la mette giù. Bene Aiana, il numero 10 con un sombrero, riesce a servire senza successo, però Chiappetta fuori gioco, attenzione perché l'arbitro va a catechizzare il numero 20 Pischedda, che stava lamentando per un fallo di mano di Gallo. Non è piaciuto questo atteggiamento al direttore di gara, che ha deciso di farci una chiacchierata. Unali con calma si guarda intorno e vuole andare da Mastromarino, troppo corto però il pallone al Cellombriano, che lascia Escobar col destro per Don Borowoschi a cercare il numero 8 Gallo, senza successo. Allora Escobar di testa, salta anche Gallo, palla che in qualche modo arriva da Iana col mancino messo giù. Iana sul pallone secondo l'arbitro. Allora il Bosa prova a ripartire ma Iana fa buona guardia. Anche Carboni predica calma, allenatore del Bosa Salvatore Carboni chiede calma ai suoi giocatori, chiede il punto esatto della battuta Pischedda. E allora per Unali lungo per Mastromarino, si tirano i pantaloncini di Pietro, si lamentano i giocatori dell'Iva Maddalena per una trattenuta non ravvisata dal direttore di gara. Parità che in qualche modo stenta a decollare con qualche guizzo dell'Iva Maddalena, ma l'unica vera occasione è arrivata. Intanto qua misunderstanding fra i giocatori, i due compagni del Bosa. Allora in qualche modo il numero 20, brutto colpo di Chiappetta su Carboni, non ravvisa nulla l'arbitro, che sta lasciando molto giocare questi contrasti. Ongania prova a entrare in mezzo, trova Mastromarino di nuovo per Ongania, no, non era Ongania, chiedo scusa, era Di Angelo, e fallo in attacco proprio del numero 22. Sono due palloni in campo, sono messo fuori quello in più da Don Borowoschi, con Manis che prende da Di Pietro per Lombrano, per Lena. In qualche modo Ruggio qua a terra, Tapparello, non c'è nulla per l'arbitro. Allora Di Pietro per Escobar da aria alla manovra e la gira per Don Borowoschi avanza sulla sua tre quarti e trova Chiappetta messo a terra, fallo per il direttore di gara, palla poi allontanata da Fanelli.
Lombrano sulla sua verticale trova il numero 8 Gallo, che poi la smista per Escobar ancora ad areare alla manovra, a trovare Dombrowski. È rimasto solo Di Pietro nella sua metà campo, anticipato però, letto bene il pallone di Dombrowski all'indirizzo di Molini, allora prova a ripartire il Bosa, trova però Manis che esce di testa e la mette in fallo laterale. Sono quasi finiti i palloni in più, sono stati usati parecchi in questi primi 22 minuti di gioco. Scoccatore il 22esimo. Mancano 23 minuti più eventuale recupero alla fine di questo primo tempo. Ancora il risultato sullo 0-0, partita che ricordiamo è il recupero della 19esima giornata insieme a queste altre 4 partite che stanno giocando oggi. Qua messo il numero 20 Molina a dare una mano alla sua e alla sua difesa. Allora Manis alla battuta di questo calcio di punizione decide di giocarla per Di Pietro. Di Pietro per Lombrano. Lombrano stop e trova il numero 10 Aiana che riesce a saltare Pischedda. Aiana palla in mezzo, murato da Ruggio e poi palla messa fuori che però non esce. Bravo Rui a evitare il fallo laterale. Rui trova però ancora Lombrano sulla sua verticale. Lombrano prova un break offensivo fermato e c'è fallo laterale per l'Ilva Maddalena. Attenzione perché Casula va a catechizzare la panchina del Bosa. Va a catechizzare la panchina del Bosa, arriva di aver protestato un po' troppo su questo fallo laterale. Allora Lombrano con le mani. Però per il numero 10 va a terra. E Gallo che poi da terra proprio si rialza. Fallo. Di Pischedda proprio sul numero 8 Gallo. L'arbitro ancora non ha estratto nessun cartellino, vuole parlare con i giocatori. Sceglie per questo primo tempo questa metà di questo primo tempo la via del dialogo. Sistema. Giocatore dell'Ilva Maddalena alla palla. Chiama lo schema. Palla messa in mezzo. Di prima non trova nessuno. Prova a girarsi. Numero 20. Palla riproposta in mezzo. Caos. E alla fine la difesa del Bosa riesce in affanno a spazzare. L'allenatore del Bosa, Salvatore Carboni, molto arrabbiato per come è stata gestita questa difesa dalla sua squadra. Rea di non aver spazzato il pallone. Allora qua Fanelli porta palla, no, non vede nessuno. Fanelli la gira per Pischedda che di prima cerca Mastromarino, fa rimbalzare il pallone. Manis di testa verso Lobrano sulla sua verticale per Aiana e poi Escobar ad aprire la manovra per Dombrowski. Ancora per Gallo, messa a terra, non c'è fallo per l'arbitro. Partita che adesso rischia in qualche modo di diventare cattiva. C'è Fanelli contro 2, bello il pallone in profondità per Mastromarino, troppo però profondo. La chiama Manis e la fa sua. Escobar. Apertura per Lena. Ancora Lena scambiato con Dombrowski. Ed è proprio il numero 15 a girarla per Manis, il portiere. Molto cercato in questo primo tempo con i piedi. Manis va a lungo a cercare Tapparello. Arriva prima Chiappetta per proprio Tapparello che riesce a eludere la marcatura. Tapparello se la porta però troppo in là. Ha provato
un altro dribbling, è finito però per sua sfortuna il campo, allora rimessa dal fondo per Ackenza, il numero 44, che decide di giocarla per Mattiello. Mattiello lungo a cercare il numero 25, Ruggiu a fare a sportellate, ancora Ruggiu, caos e palla che, attenzione, giocatori del Bosa molto nervosi, fallo per l'Ilva Maddalena, si lamentano, forse per questo chiedevano una trattenuta o un fallo laterale, comunque non un fischio a favore della squadra ospite, fischio che invece è andato in quel senso opposto a quello voluto dai giocatori rossoblù. Allora si incarica Lena della battuta di questo calcio di punizione. Ricordiamo che il Bosa è alla ricerca dei 3 punti, nelle ultime 3 solamente di punti ne sono arrivati solamente 2. Il pareggio contro la Nuorese per 1-1 con gol di Di Angelo del numero 22, il pareggio esterno per 0-0 contro il Monastir. Riprende a fraseggiare dalla difesa la squadra di mister Sandro Acciaro. Ancora Chiappetta, si combatte in mezzo al campo, esce vittorioso il Bosa con Ruggiu, messa a terra, stavolta c'è fallo e c'è il cartellino giallo per il numero 4 Chiappetta. Noi siamo al 27esimo di questo primo tempo. Ammonito il primo giallo arriva per il numero 4. Di Angelo che è a terra contuso, serve l'intervento dello staff medico del Bosa. Vediamo se si rialza il numero 22. Di Angelo, uno dei pochi che ha provato a creare dei pericoli. Alla difesa dell'Ilva Maddalena. Qua, intanto il primo assistente va ancora a catechizzare uno scatenato in questa seconda parte di primo tempo, Salvatore Carboni. Sta sgolando con i suoi quando manca un quarto d'ora alla fine di questo primo tempo. Si lamentano i dirigenti, compreso l'allenatore del Bosa, perché Di Angelo è fuori dal campo proprio da regolamento. Se un giocatore attenzione, intanto ha provato a pescare il Jolly, ma Manis ci ha messo una pezza, ha provato a pescare il Jolly, mi è sembrato Ruggiu, dalla metà campo ha visto il numero 1 della squadra ospite fuori dai pali, allora Manis da passi indietro ha dovuto alzarla sopra la traversa. Bellissimo tentativo, bella anche la risposta dell'estremo difensore dell'Ilva Maddalena. Adesso palla messa in mezzo è messa fuori dalla difesa del Bosa, precisamente da Molina. Così dicevo che se un giocatore da regolamento viene medicato dallo staff medico in campo deve uscire a aspettare l'ok per entrare. Allora palla ancora messa in mezzo, Ongani ha provato la girata in tuffo, stavolta Manis può guardare il pallone uscire senza patemi d'animo. Autore prima di una bella parata in arretramento su un altrettanto ottimo tiro di Ruggiu, di Pietro per Manis. Manis va a lungo a cercare Molina, la spizza, Pischedda, allora sarà fallo laterale in zona d'attacco per l'Ilva Maddalena, con Lombrano che va a prendere il pallone. Ha guardato in direzione della panchina del Bosa per vedere se arrivasse un pallone nuovo.
invece alla fine è andato a prendersi quello che era uscito. Allora Gallo in mezzo a due prova a passare a Ryu, Gallo col mancino messa in mezzo, sarà calcio d'angolo. Akenza non molto sicuro, si lamenta dicendo che il pallone fosse già uscito sulla pressione di Molina, che aveva tentato di disturbare il numero 44. In effetti così è stato, con l'errore dell'estremo difensore. Allora va Lena, il numero 15, a battere questo calcio d'angolo. Chiama lo schema, palla messa in mezzo, staccano tutti, palla che poi attraversa tutta l'area senza riuscire a essere spinta in porta da nessun giocatore. Sarà rimessa laterale per la squadra di casa, con Ongania che si incarica della battuta di questo fallo laterale. Ongania a lungo, ancora Di Angelo, trattenuta, ed è fallo contro il Bose. C'era stata una trattenuta reciproca fra Di Angelo e Lena. Premiato in questo caso la squadra difendente, e quindi il fallo in attacco. Apertura dello stesso Lena a cercare Ayana, lo stop del numero 10 che però prende in controtempo Gallo. Allora può provare il break la squadra di Salvatore Carboni, fermato. Poi attenzione, perché il match può iniziare a innervosirsi. Invece è tutto ok. Molina, Akenza, va a lungo, palla che però è preda di Chiappetta, che ricordiamo è stata ammonita al 27esimo di questo primo tempo per un fallo su Di Angelo. Allora intanto qua Ruggio prova a uscire, palla al piede, ancora il Bosa, apertura per Mattiello, attaccato, trovato il numero 15 Unali, a sua volta per Pischedda, Pischedda per Mattiello, Mattiello predica calma e poi la gira per Mastromarino, palla che però non arriva al suo compagno. Allora ancora il Bosa, però sta spadroneggiando in mezzo al campo in questa fase del match. Ayana all'indietro per Di Pietro per Dombrowski a cercare Tapparello, che non controlla bene, arriva Gallo, si lotta in mezzo al campo, esce vittorioso il Bosa con Ruggio per il suo compagno Di Angelo che ancora prova a passare, fermato però, costretto a ritornare all'indietro. Carboni per Mattiello lunga a cercare Mastromarino, palla imprecisa che arriva comoda fra i piedi di Manis. C'è movimento nella panchina del Bosa. Carboni ha mandato a scaldare un componente della panchina. Manis va a lungo a cercare Tapparello, anticipato, a vuoto però il difendente. Allora Tapparello col destro riesce in qualche modo a far arrivare il pallone, a recapitare il pallone a Gallo, il numero 8 per Ayana. Ancora Gallo, una finta e poi palla per Chiappetta che l'apre per Lombrano per Escobar prova a tornare da Ayana, chiude bene Carboni. Allora rimessa laterale per il Maddalena, ma c'è un giocatore del Bosa a terra, si tratta di Mattiello. Ancora l'intervento dello staff medico del Bosa, non è Mattiello ma è Pischedda. Ho sbagliato numero, il numero 20 a essersi accasciato a terra prima della rimessa laterale dell'Ilva Maddalena. Staff medico che va a sincerarsi delle condizioni del centrale difensivo della squadra di casa. Tanto i giocatori della squadra ospite invece ne approfittano per dissettarsi nei pressi della panchina e magari parlare di quello che per il momento non sta funzionando. Ricordiamo il match è ancora inchiodato sullo 0-0 quando siamo al 36esimo minuto, appena scoccato il 36esimo minuto di questo primo tempo. Continuano i movimenti sulla panchina del Bosa. Ecco qua il cambio, esce
Esce il numero 7 Mastromarino, entra il numero 21 Carboni Marco al 36esimo di questo primo tempo. Applausi del pubblico per il numero 7, quindi fuori il numero 7 Mastromarino. Entra col numero 21 Carboni. Batte la rimessa laterale velocemente, palla che è ancora fra i piedi dei giocatori dell'Iva Maddalena, con Pischedda che si è ripreso. La palla che è riuscito a spazzare, recapitando per il pallone a Di Pietro. Altro fallo su Pischedda, sempre del numero 20, che è arrivato molto spinto a colpire il numero 20 del Bosa. Mattiello, lunghissima a cercare Di Angelo. Bello lo stop, sfida Lena. Ancora Di Angelo, raddoppiato da Chiappetta. Viene fermato, brutto il controllo di Molina, e allora il Bosa con un'ali prova a rimettersi bene. Mattiello per Ongania, riesce a tenere il pallone in campo l'Ilva Maddalena. Allora attenzione, perché in qualche modo c'è Aiana allo stop, Aiana con un fallo. Ci ha pensato troppo il numero 10 dell'Ilva Maddalena. Altro possibile momento chiave della partita quando siamo al 38esimo di questo primo tempo. Ora c'è il fallo in attacco a Kenza, decide di girarla per Mattiello. Mattiello, il numero 4, con calma sulla sua verticale per Di Angelo. Di Angelo prova col tacco, raddoppiato, e palla che arriva fra i piedi dei giocatori dell'Ilva Maddalena, messo a terra qua Tapparello. Non c'è fallo per l'arbitro. Allora gioca il Bosa, palla in profondità, niente da fare. Allora c'è Fanelli che riesce a uscire da una situazione intricata, a cercare il Riu, forse in posizione dubbia, non è fuori gioco per l'arbitro. Palla messa in mezzo, è messa fuori da Lena, ben appostato, bella la diagonale difensiva del numero 15, che poi spazza svirgolando, palla fuori dal terreno di gioco, fuori anche dallo stadio. Allora altro pallone di riserva messo in campo, l'ennesimo di questo primo tempo. Si incarica Ongania di questa battuta, numero 33, che è il movimento dei suoi compagni, movimento che però non arriva. Ora Sigli si fa incontro a Fanelli lo stop e la gira di nuovo per Ongania. Fanelli di nuovo per Ongania, stavolta c'è Carboni, nuovo interprete, gli viene scippato però il pallone da Molina. Allora può provare il break offensivo l'Ilva Maddalena, in qualche modo Gallo che resiste a un attacco, doppio passo, riesce a passare bene, bella anche l'apertura, non riesce però di prima Tapparello. La gira per Chiappetta, fermato, ma ancora Chiappetta, disturbato da Di Angelo, comunque riesce a metterla in mezzo. Allora calcio d'angolo, non stanno facendo amicizia i due numeri 20, Pischedda e Molina, che adesso sono venuti a contatto con il difendente che è caduto, ma non c'era nulla per il direttore di gara. Mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo. In attacco l'Ilva Maddalena, che vuole provare a sbloccare questo match, chiama lo schema Lena. Palla messa in mezzo, l'anticipo e c'è il gol! 1-0 dell'Ilva Maddalena, il gol è di Di Pietro col numero 5. Uscita non perfetta di Ackenza, e allora Di Pietro va a siglare l'1-0. Abbracciato da tutti i suoi compagni, esulta, la sblocca l'Ilva Maddalena quando siamo al 41esimo di questo
primo tempo, si va a prendere i meritati applausi della sua fetta di pubblico. Va a esultare anche con Manis. Ancora problemi fra i giocatori dell'Ilva Maddalena e i giocatori del Bosa. Direi forse di aver risultato un po' troppo. Non fanno amicizia ed è stato anche ammonito il numero 6 Don Borowski, che non si sta facendo apprezzare dalle parti di Pozzomaggiore, diciamo così, dato a infastidire troppo il pubblico del Bosa. Ancora non si spiega il perché di questo giallo. Il capitano dell'Ilva Maddalena, qua Pischedda, il Bosa ha accusato il colpo, allora palla lunga di Ackenza, facile preda del centrocampo dell'Ilva Maddalena, che però non riesce a tenerla in campo. Allora col numero 20 Pischedda per Carboni per il numero 15 Unali per il numero 21 Carboni Marco. Adesso sono due Carboni in campo, riesce a evitare il calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Bosa, batte subito Carboni in mezzo, palla bassa, fa buona guardia alla difesa attenzione, colpo alla testa, brutto colpo alla testa, brutto colpo alla testa di due giocatori, fra due giocatori di Bosa e Ilva Maddalena. Contuso, è rimasto a terra il numero 20 Pischedda. È un altro campo quello. Sono in due rimasti contusi a terra. Ne approfitta un giocatore dell'Ilva per dissettarsi in panchina di questo piccolo break. Il numero 9 Tapparello. Si rialzano entrambi i giocatori coinvolti in questo duro scontro. Intanto vediamo anche dietro la porta di Manis il perché Mastromarino è uscito. Sta vistosamente zoppicando il numero 7, una perdita importante per la squadra di Gallo, l'altro giocatore che si è fatto male alla testa. Una grossa perdita, dicevo, per la formazione di Carboni. Qua cross, calcio d'angolo battuto corto, palla spazzata fuori dall'impianto sportivo dalla parte della difesa dell'Ilva Maddalena. Ancora stiamo per entrare nell'extra time. Ancora palla messa in mezzo, Manis con i pugni, dove c'è Pischedda che di prima prova a tirare senza niente, è uscito, intanto è entrato Manis. Chiede a tutti su Manis, si lamenta i giocatori del Bosa perché perde un po' di tempo. Ongania, spizzata di testa di Fanelli per Carboni. Ancora Carboni, palla messa in mezzo, anticipato all'ultimo calcio d'angolo, ma c'è fuorigioco ravvisato dal primo assistente dell'arbitro. Manis si sistema
questo il pallone lunghissimo a cercare il numero 20, pallone a metà strada e face preda della difesa del Bosa, che però non riesce con Di Angelo a tenere il pallone in campo, e allora Lena, il numero 15, può giocarla. Lena lungo verso il numero 20, anticipato però Ruge. Finisce così il primo tempo, noi ci sentiamo alla fine dell'intervallo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Bentornati amici di Directa Sport, ancora in diretta dallo Stadio Comunale di Pozzomaggiore per il secondo tempo di Bosa Ilva Maddalena. Il primo tempo bloccato sullo 0-0 fino al 40esimo, quando è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo il gol del numero 5 di Pietro, e sulla seguente esultanza è stato ammonito il capitano Dombrovskis. Ilva Maddalena che era partita aggressiva, poi una fase di stallo e soprattutto di studio fra le due squadre, e poi appunto la fiammata dell'Ilva Maddalena. C'è stato un cambio, il primo tempo è uscito Mastromarina al 37esimo per Carboni, quindi ripetiamo le formazioni: il Bosa adesso alla destra, maglia rosso-blu, pantaloncino blu e calzettone blu, si schiera con il numero 44 Kenza, poi Riu, Ongania, Mattiello, Pischedda, Paolo Carboni, Ruggiu, Unali, Di Angelo, appunto Marco Carboni subentrato al posto di Mastromarino e Fanelli. L'Ilva Maddalena invece con la maglia a righe verticali azzurre e bianche, pantaloncini bianchi, calzettoni bianchi con Mannis, Lobrano, Di Pietro, Dombrovskis, Lena, Gallo, Escobar, Chiappetta, Iana e Molina. Iniziato questo secondo tempo, e allora divertiamoci e riprendiamo con il Bosa che prova subito ad attaccare, stacca di testa Molina e Ruggia, attenzione, il gol, ma fuori gioco di Tapparello. Subito la prima occasione per l'Ilva Maddalena dopo veramente pochissimi secondi, appena 32 secondi di questo secondo tempo, fermato però Tapparello involandosi mentre si involava verso la porta dal fuorigioco. Allora qua Ruggiu con calma, sempre Tapparello, l'apertura verso, attenzione, Aiana, il numero 10 contro Pischedda, con una chiusura non perfetta, si affida a Gallo all'indietro per Escobar che quasi inciampa sul pallone e poi riesce a rigirarla per Gallo che prende il fondo. Gallo cross in mezzo, Riu fa buona guardia e riesce anche a spazzarla
trasformando l'azione in offensiva. L'anticipo secco della difesa dell'Ilva Maddalena, palla che torna fra i piedi dei giocatori del Bosa che non riescono però a controllarla. Secondo tempo che inizia come il primo, con l'arbitro che lascia correre certi contatti. Il primo tempo, ricordiamo, è stato ammonito solamente Dombrovskis, il numero 6 dell'Ilva Maddalena, e non per un fallo ma per aver esultato un po' troppo sotto lo spicchio dei tifosi del Bosa. Allora fallo laterale per l'Ilva Maddalena, che sta spingendo sull'acceleratore. Ha ripreso questo secondo tempo come è iniziato il primo, attaccando. Ha anticipato, meglio, scavalcato Molina dal pallone. Allora con calma Mattiello per Carboni, Paolo che prova ad aprirla per Pischedda, sbaglia però il passaggio, arrabbiatissimo l'allenatore, il mister Salvatore Carboni, non si capacita di questo errore dei suoi. Una partenza un po' sottotono per il momento quella del Bosa, che era riuscita a prendere bene le misure nel primo tempo alla squadra ospite, che ricordiamo è quarta con 44 punti fatti in 22 partite. Allora Tapparello rinizia, palla messa in mezzo così a Kenza, fuori gioco di Aiana. Sono scambiati Tapparello e Aiana. Allora qua prova a ripartire il numero 22 di Angelo, fermato però. Ongania per il numero 16, per Paolo Carboni. Ruggio sulla sua verticale, c'è Di Angelo che prova a scappare ma accerchiato, sbaglia però Chiappetta. Allora Di Angelo, palla messa in mezzo, palla che esce. Chiedono un pallone l'arbitro, quindi anche per quanto riguarda la situazione palloni non si migliora quanto fatto nel primo tempo, molti palloni di riserva richiesti. Allora Manis rimette subito il pallone in gioco per Dombrovskis, che allarga per Di Pietro, di nuovo per Manis. Manis lungo a cercare il numero 20 anticipato, il numero 10 è Aiana, che riesce in qualche modo, meglio prova a girarla per Chiappetta senza successo, però riesce a riprendere pallone. Ottimo lo scambio fra il tridente dell'Ilva Maddalena, che si schiera con un 4-3-3 contro il 4-4-2 del Bosa. Allora Dombrovskis per Manis, chiede calma il numero 6. Vediamo Chiappetta che chiede il pallone, servito, preciso, prova a passare il numero 4 e ci riesce. Apertura per il suo numero 10, per Aiana, che la mette giù, arriva al rimorchio, Gallo che va a prendere posizione, a fare a sportellate. Gallo riprova ad aprirla verso Lobrano senza successo, ma guadagna una rimessa laterale. Si scaldano 4 membri su 6, erano 7, è subentrato, ricordiamo, Marco Carboni, posto di Mastromerino al 37esimo. Era Di Angelo all'indietro, sbaglia Di Angelo, però riesce a riprenderla a Chiappetta, e poi vanno a fare a sportellati 2, il 4 e il 22. Il fallo è per l'Ilva Maddalena. Manis va lui a battere, chiedendo a tutti di salire, lunghissimo. Pischedda in anticipo su Aiana, che stava sgusciando alle spalle di Riu. Brutta rimessa laterale che è preda del Bosa, palla che poi torna fra i piedi però dell'Ilva Maddalena. Prova a passare Molina, ma non può sfondare il muro del Bosa. Allora Di Angelo prova a prendere tutto il campo. Di Angelo si ferma
prova a passare e la rimessa laterale è per il Bosa, numero 25 Ruggio, la lascia a Ongania, c'è un cambio, entra col numero 19 Bonu. Esce col numero al sesto di questo secondo tempo, esce il numero 16 Paolo Carboni, entra il numero 19 Bonu. È entrato Bonu. Quindi secondo cambio, secondo slot anche utilizzato per due cambi da parte di mister Salvatore Carboni. Qua sono in due a terra, ma Ruggio mette tutti d'accordo e la gira per Pischedda. Pischedda l'apertura per il suo compagno che prova a tenerla in campo di testa, ce la fa ma attiva la difesa dell'Ilva Maddalena, poi forse un fallo, non ravvisato però dall'arbitro. Vanno giù, attenzione, si combatte nei pressi della bandierina, esce per la piede l'Ilva Maddalena che poi però non concretizza, allora chiappetta per il numero 20 attaccato in mezzo a 2-3, non riesce a passare, allora ancora l'Ilva Maddalena si infiamma questo inizio di secondo tempo, tante lotte in mezzo al campo, esce l'Ilva Maddalena, stavolta il fallo c'è, allontana con un gesto di stizza la palla, mi è sembrato Mattiello arrabbiato, voleva un fallo in precedenza non fischiato dal direttore di gara, non ravvisato dal direttore di gara. So, va a spiegarsi Riu proprio con il signor Marco Casula di Ozieri, chiede delucidazioni, si avvicina anche Carboni Marcola, è l'unico Carboni in campo dopo l'uscita di Paola al sesto di questo secondo tempo. L'Ilva Maddalena a battere questo calcio di punizione. Palla messa in mezzo, la spizzata e c'è il gol di Chiappetta! Da 2 calci da fermo, il numero 4 trova il raddoppio e va a esultare sotto lo spicchio dei tifosi dell'Ilva Maddalena al settimo di questo, anzi al nono di questo secondo tempo. Da 2 calci da fermo trova il raddoppio l'Ilva Maddalena con il numero 4 Chiappetta. Riprende la partita con il Bosa che adesso deve assolutamente cercare di riorganizzarsi. Il Bosa che prova subito la reazione d'orgoglio davanti, davanti al suo pubblico. Secondo colpo di testa e secondo gol per l'Ilva Maddalena. Allora evidentemente c'è qualcosa che non funziona nelle marcature del Bosa. Ackenza, lunghissimo di testa, Lobrano senza successo perché il pallone torna fra i piedi del Bosa che prova ad andare a lanciarsi in avanti con Di Angelo, senza successo. Si lamenta intanto Dombrovskis che non sta facendo amicizia né con i giocatori del Bosa né col pubblico di questa squadra. Palla lunga, il numero 9 ancora a fare a sportellate, Tapparello, palla la sponda però non trova nessuno dei suoi compagni. Palla lunghissima, non scatta però nessuno, ha provato Mattiello, infatti si lamenta con i suoi compagni e chiede di fare un movimento in avanti, nessuno però l'aveva seguito e qua Manis guadagna qualche secondo di esperienza sulla pressione di un suo avversario. E poi subito per Lobrano si destreggia e prova a girarla, pressato però fermato
il giocatore dell'Ilva Maddalena. Sulla carambola la rimessa laterale è per i padroni di casa. Riu si incarica della battuta, lascia poi al suo compagno, a Pischedda, che trova Di Angelo. Ancora Pischedda, prova a metterla in mezzo. Manis sul tentativo di girata, qua servito. Ora attenzione a Tapparello, a Kenza, stavolta sicuro nell'uscita. Attenzione perché non fanno amicizia i due e viene ammonito il numero 9. Ammonito Tapparello, è arrabbiatissimo a Kenza. Ma ne capite di calcio? Finito al 12° di questo secondo tempo. Va lunghissimo Ongania, di testa Dombrovskis, sono in due, gamba alta, non secondo l'arbitro. Allora Chiappetta di testa, prova a subentrare numero 10. Attenzione ancora, altre scintille, però c'è fallo di Marco, cioè ravvisato da Marco Casula, l'arbitro di questo match. E quest'arbitro va per la maggiore, neanche in prima categoria. C'è Gallo per la battuta di questo calcio di punizione. Palla messa in mezzo a Kenza, fa per uscire, poi torna in porta. Non c'è però nessuno dei compagni di Gallo, per fortuna del giovane portiere. A Kenza per Ongania. Ongania la gira per il numero 19, per Bonu, subentrato, che prova sulla sua verticale a trovare Di Angelo, fa buona guardia però la difesa dell'Ilva Maddalena. Ongania subito a cercare il suo compagno Carboni. Attenzione, qua chiedono un fallo i giocatori, partita che si sta incattivendo, tanti colpi proibiti, alla fine ammonito un giocatore dell'Ilva Maddalena. Ci sono 1, 2, 3 giocatori a terra, tanti colpi proibiti, gesto di fair play fra Tapparello e Carboni. Sono 2 giocatori e un cambio a terra per l'Ilva Maddalena e un cambio invece per il Bosa. Entra col numero 30 Avellino. Ed esce il numero 25 Ruggiu. Sono entrambi i giocatori dell'Ilva Maddalena in piedi al 15° di questo nuovo tempo. Ancora molto nervoso Ruggiu, che non fa di certo amicizia. Ammonito Ruggiu. Rosso, espulso Ruggiu, espulso il numero 25 in 10. 10 Ruggiu, che allora non può andare al cambio, quindi cancellato il cambio per Ruggiu. Per Avellino è espulso. Ancora Ruggiu che va a dire ancora qualcosa all'arbitro. Allora non può uscire, cioè, o meglio esce comunque, ma dal campo non con la soluzione, ma per un'espulsione. Allora deve rimandare l'ingresso in campo Avellino, che comunque si ripresenta lì. Allora Avellino comunque entra al suo posto, però
Al suo posto esce Fanelli, quindi entra comunque Avellino ed esce col numero 9 Fanelli. Applausi comunque per la prova di sostanza del numero 9 al 16° di questo secondo tempo. Partita che in questo momento si è incattivita e nervosita, partita che sta sfuggendo dalle mani di Marco Casula, l'arbitro della sezione di Ozieri. Tanto quindi in 10 contro 11 adesso il boss, ingenuità di Ruggio che stava uscendo, è andato a dire qualcosa a Molina ed è stato espulso. Mattiello sul punto di battuta, metterla in mezzo, fa buona guardia però la difesa dell'Ilva, non riesce a tenerla in campo il numero 10 Aiana. Palla lunga, attenzione qua a Kenza, stavolta non disturbato da Tapparello che è stato ammonito poco fa proprio per essere andato a disturbare il portiere avversario. Allora Bonu punta il numero 15, fermato il numero 19, caparbiamente prova a riprendersi il pallone ma Chiappetta riesce a uscire, a fare a sportellate con Di Angelo, ci prova ma c'è fallo per il Bosa. Allora Di Angelo col destro, palla messa in mezzo di testa, prova il colpo il Bosa senza successo, però ci ha provato Unali. L'Ilva Maddalena vuole ragionare. Ancora Chiappetta, bello l'1-2 che non si chiude però con Lena. Allora attenzione perché può provare a partire il Bosa con Carbonis, senza successo però, palla che arriva fra i piedi di Manis e Chiappetta che va a catechizzare il suo compagno Lena. Manis, tanto al sesto non è uscito Carboni, ho visto male il numero ma è uscito Unali. Palla lunga a cercare ancora Tapparello che sguscia alle spalle di Pischetta, attenzione retropassaggio killer, se la cava Kenza ma deve comunque dare palla a Chiappetta che riesce a trovare sulla sua verticale Lena. Ora Lena la rimette per Chiappetta, l'autore del 2-0, anche ammonito il numero 4, lo ricordiamo, è in fuorigioco e non può essere servito Lena. Allora il numero 4 riesce a trovare Escobar all'indietro per Di Pietro, a sua volta per Manis. Giro palla per l'Ilva Maddalena che non ha fretta di attaccare quando siamo al 20° minuto di questo secondo tempo. Di Pietro, rimpallo su Gallo che non fallo di mano, i giocatori del Bosa, fallo di mano che però non viene concesso. Allora Gallo, finta e cerca Tapparello, pallone troppo lungo, comunque applaude Chiappetta l'iniziativa del suo compagno. Allora Gallo in pressing, scivola Avellino, va giù, perde palla qua Aiana, allora fermato ottimamente, chiede calma Carboni che va ad amministrare. Attenzione, è un po' in confusione il Bosa che non riesce a organizzare una azione d'attacco veramente organizzata. Qua Kenza sbaglia e la dà Chiappetta. Escobar allora su invito di Lena, lo stesso Escobar per Lobrano allora per Chiappetta all'indietro per Dombrovskis.
Dombrovskis per Escobar. Escobar all'indietro per Di Pietro. Lungo fraseggio dell'Ilva Maddalena, che è forte anche dell'uomo in più, è stato espulso, lo ricordiamo, Ruggiu al 15° di questo secondo tempo, quando stava uscendo Avellino. Ruggiu, palla lunghissima, non c'è nessuno, esce Manis, sbaglia però, attenzione, palla che arriva ai piedi di D'Angelo dopo il rinvio sbagliato da Manis, però non è riuscito a girare verso la porta. Allora ancora Bonu che non riesce a prenderla e non riesce invece a tenere il pallone in campo Dombrovskis, proprio dopo aver chiuso sul numero 19. Bonu, Ruggiu, ancora Bonu col mancino, riesce a trovare D'Angelo che la mette di prima in mezzo, in tuffo Di Pietro. Tuffo Di Pietro, per evitare quei peggiori deve concedere il calcio d'angolo, allora si incarica della battuta D'Angelo. Bosa, ricordiamo, sotto di 2 gol e sotto soprattutto di un uomo. Palla in mezzo di D'Angelo, Manis non esce, palla spazzata e preda di Ayana, scavalcato dal pallone, non riesce a controllarlo e sono in 3 del Bosa ad accerchiarlo, prova a uscire comunque, palla al piede Ayana, va a prendersi nulla perché l'arbitro non dà il fallo al numero 10, intanto scivola sulla pista di atletica il giocatore del Bosa, va da rimessa laterale per il Bosa, battuta ma male perché è stata riconsegnata all'Ilva Maddalena, che ora prova la discesa con Lena, si ferma, ancora Lena, l'apertura per Tapparello, Tapparello col mancino prova a metterla dall'altra parte per Lobrano, Lobrano all'indietro per Di Pietro, Di Pietro per Escobar, Escobar per Dombrovskis, di prima per Chiappetta, Chiappetta ancora per Lena, di nuovo per Dombrovskis, giro palla adesso dell'Ilva Maddalena che non ha fretta di attaccare, forte dei 2 gol e dell'uomo in più, senza fallo qua, allora riesce a riprendere pallone Ayana dopo un attimo, Di Pietro per Ayana, Ayana per Escobar, Escobar per Dombrovskis, Dombrovskis con calma per Di Pietro, Di Pietro a sua volta per Ayana che si abbassa per ricevere palla quasi nella sua metà campo, sbaglia il retropassaggio Ayana, allora rischia di dare una possibilità al Bosa che però non riesce a sfruttarli, allora colpo di tacco, non c'è fallo per l'arbitro. Attenzione ancora l'Ilva Maddalena che prova in qualche modo a giocarsela con Chiappetta, lo stop, prova il tiro deviato, vediamo se Akenza riesce a evitare il calcio d'angolo, no, numero 44, allora è calcio d'angolo per l'Ilva Maddalena, che abbiamo assegnato entrambi i suoi gol da calcio piazzato, prima su calcio d'angolo al primo tempo e poi su inizio ripresa con un calcio di punizione. Ancora col mancino Ayana. Il numero 10 va in mezzo, scavalcato, palla altissima, scavalcati tutti. C'è cambio, entra il numero 24 Dieng ed esce il numero 16 Ruggiu, ora sì, è ufficiale. Uscito Carboni. Sempre col 20 c'è in mezzo alle barre. Al 25esimo di questo secondo tempo. Altro momento in cui i giocatori di Ilva Maddalena e Bosa non fanno amicizia, ancora al centro dei vari tafferugli c'è Molina. Akenza
chiede il permesso di poter giocare il pallone. Va lunghissimo, rimane a terra, fallo per il Bosa, è venuto però male numero 20 Molina. Sono i preparativi per un probabile cambio nella panchina dell'Ilva Maddalena. Ongania ha battuto il calcio di punizione, il Bosa velocemente, bella la chiusura di Lena, bella diagonale difensiva, e qua Ryu prova a passare senza successo però. Hai visto? Meno male. Le spinte lievi, Altro fallo fischiato per l'Ilva Maddalena, gioco molto spezzettato in questo secondo tempo. Al 27esimo di questo secondo tempo. Allora Manis va a lungo, Molina di testa, c'è fuori gioco, sono andati in 3 a terra, 2 dell'Ilva e 1 del Bosa. Qua fallo e ammonizione per Ayana. Al 27esimo di questo secondo tempo. Mattiella la battuta per Di Angelo, di nuovo per Mattiello, ancora Di Angelo in mezzo a 2, perde il pallone, c'è chi appetta, in qualche modo prova a uscire il numero 20 senza successo, però era Scobar senza successo. Allora ancora Tapparello che prende il pallone col mancino il numero 9, prova a girarla per Chiappetta che arriva in ritardo, palla anche corta ma qua sbaglia l'uscita, la difesa del Bosa, prova il tiro, Tapparello murato, allora può provare il break il Bosa che porta palla con Bonu sulla sua verticale per il 24, ovvero sia Dieng che è entrato, non riesce però a creare un'azione pericolosa. Di Angelo per Dieng, di nuovo l'apertura è sbagliata però è facile preda di Gallo, senza successo però. Allora Di Angelo gira per Bonu ancora, sempre Bonu, prende il centro Bonu, la gira per Dieng, il numero 24 si ferma, ancora Dieng, prova a metterla in mezzo ma c'è fallo subito dal numero 24, entrato al 25esimo di questo secondo tempo. Siamo invece al 30esimo di questo secondo tempo noi. Qua Tapparello va a prendere la distanza, Lobrano, non Tapparello, il numero 19, non il numero 9. Bosa vuole palla messa in mezzo verso il portiere, palla spazzata ma c'è ancora il Bosa in attacco, palla messa in mezzo però non c'è nessuno, c'è Ongania dall'altra parte che prova e riesce ad andare a prendersi un calcio d'angolo. Allora c'è dietro rimasto solo Mattiello, il numero 4, oltre ovviamente ad Ackenza, anche Mattiello però con i piedi nella metà campo avversaria. Va Di Angelo a battere questo calcio d'angolo. Di Angelo, palla messa in mezzo verso Dieng, palla messa fuori. Allora, attenzione a Tapparello, in campo aperto può dispiegarsi la formazione ospite. Ci prova con Ayana si gira, temporeggia un po' troppo e trova Escobar con calma.
L'apertura per il numero 9 per Tapparello e Mancino non riesce a girarsi, prova a girarla di nuovo per Escobar e dentro tutto il Bosa, non c'è nessuno in avanti, ricordiamo il Bosa è rimasto in 10 in questo secondo tempo per espulsione di Ruggio. Escobar, Gallo, Aiana, Gallo, Escobar, Lobrano, Manis, fuori dalla sua area di rigore. Di Pietro, Manis, lungo, cercare Molina senza successo però, palla accompagnata da Pischedda, messa docile per Ackenza per Pischedda, per Ongania per il numero 24 per Dieng, messa a terra, riesce a uscire comunque. La formazione ospite trattenuta di Dieng ai danni di Lena, numero 15. Chiappetta. Prova a passare Tapparello senza successo. Dombrowski. Ancora giro palla dalle parti di Manis. L'Ilva Maddalena che vuole provare ad addormentare la partita, forte di 2 gol e dell'uomo in più. Manis ancora a cercare Lobrano, stop Di Pietro. Manis per Dombrowski per Di Pietro. Giro palla fra i difensori dell'Ilva Maddalena. Lobrano torna da Di Pietro. Di Pietro prova il lancio lungo e trova Gallo. Stop Di Pietro col petto se la porta avanti, poi perde il controllo della sfera ed è di nuovo del Bosa, però altro errore in fase di impostazione da parte della squadra di casa. Allora Gallo ancora, Gallo prova addirittura il tiro. Ackenza con una mano metterla sopra la traversa, ma ancora pericoloso l'Ilva Maddalena col suo numero 8. Va dalla bandierina la squadra ospite con Lena e chiama allo schema alzando il braccio. Lena, palla messa in mezzo, messa fuori da Riu, non benissimo, saltano parecchi. Alla fine Ackenza era stato più alto di tutti Dombrowski, allora poi Ackenza a metterla a farla sua, sbaglia però il rinvio e trova Gallo per Chiappetta si guarda intorno e la gira per il capitano Dombrowski che l'allarga per Di Pietro. Di Pietro per Aiana. Ancora l'Ilva Maddalena con Lobrano per Di Pietro lungo, cercare il suo numero 20 Molina senza successo però, allora si riprova il Bosa con un contro break senza successo però. L'offensiva della squadra di casa, allora Tapparello può riprovare a partire, ancora Tapparello col numero 9 Tapparello l'apertura verso Aiana che non riesce però a creare problemi alla difesa, alla retroguardia avversaria. Allora Riu prova a uscire, palla al piede, deve rigiocarla per Pischedda e lui a lanciarla in avanti, dove però non c'è più un punto di riferimento offensivo, sembra quasi che il Bosa si sia arreso. Attenzione a Tapparello che cerca Aiana. Buona l'idea, un po' meno come è stata realizzata. Ackenza. Ongania per numero 19 Bonu in avanti per il numero 24 Dieng che punta alla porta, Dieng prova a entrare, Dieng non trova neanche il calcio d'angolo, esterrefatto Dieng
Chiede spiegazione all'arbitro, intanto c'è un cambio, si sta preparando il numero 17 Pirina fra le fila dell'Ilva Maddalena, vedremo chi uscirà. Mancano 10 minuti, sono in 3 adesso i giocatori nei pressi della zona del cambio da Dembrowski. Lena, Escobar, Gallo, con calma Gallo, l'apertura è per Chiappetta, Chiappetta stop e prova a portarli in avanti, Chiappetta si ferma però, la gira per Gallo, Gallo ancora per Escobar, metronomo di questa squadra il numero 11, ha toccato molti palloni in centrocampista centrale, ancora Escobar, Escobar per Ayana, ancora Ayana, l'apertura per Dombrovskis, c'è un fallo però proprio su Ayana. L'Ilva Maddalena che non ha ancora cambiato nessun giocatore. Adesso sta per entrare il numero 17 Pirina. Chiappetta, intanto si gioca. Chiappetta, Dembrowski. Manis per Lobrano, Lobrano si guarda intorno e trova Gallo, Gallo per Escobar, Escobar a trovare Ayana, Ayana per Chiappetta, Chiappetta allora all'indietro, ancora Gallo attaccato, Dembrowski, Manis, Manis per Di Pietro, ancora Gallo di nuovo per Di Pietro, Di Pietro per il numero 9 Tapparello, Tapparello che prova il break offensivo, Tapparello ancora se la porta sul destro e trova il numero 20 a Kenza, bellissima uscita, Molina non è riuscito a metterla dentro quando siamo al 37esimo, quasi al 38esimo di questo secondo tempo. Ongania, brutto fallo del numero 33 sul numero 20 avversario Molina, viene richiamato verbalmente, fallo duro, ritardo, ovviamente cercava il pallone però sul pallone è arrivato prima il Molina che gliel'ha spostata, allora quello che ha trovato Ongania sono state solamente le gambe del suo avversario, si prepara intanto ancora lì da qualche minuto Pirina, pronto a subentrare. Allora, il calcio di punizione al limite dell'area, si incarica della battuta Gallo. Ancora Gallo, palla in mezzo, non ci arriva nessuno, rimangono in 2 a terra, rimane un giocatore dell'Ilva a terra. Viene aiutato a rialzarsi, c'è il cambio, esce il numero 20 Molina, entra il numero 17 Pirina. Quando siamo al 39esimo di questo secondo tempo. C'è fra gli applausi dei suoi tifosi il numero 20 Molina. Che è andato a fare battaglia contro tutta la difesa del Bosa. Adesso allora si è spostato al centro Tapparello con Pirina che è andato a fare l'ala di destra. Il Bosa prova a uscire, palla al piede, giocando con i suoi difensori. Ora palla che arriva da Ongania. Stop. Pirina subito in pressing.
Ongania se ne va al numero 17, il velo di Dieng per Bonu. Bonu che può provare ad andare in fondo. Bonu riesce a superare Chiappetta, palla in mezzo, fa buona guardia Di Pietro. Bene Pirina che trova orizzontalmente Chiappetta. Allora qua il numero 9 prova a uscire in mezzo a tanti. Tapparello va a prendersi un fallo. Va a battere numero 15 Lena all'indietro verso Dombrowski. Dombrowski per Escobar. Escobar per Gallo. 1-2 un po' lungo, arriva Di Pietro che rinizia per Manis. Quando mancano 4 minuti, anzi 3 e mezzo, più eventuale recupero alla fine di questa partita che vede l'Ilva Maddalena avanti per 2-0. Il gol nel primo tempo di Pietro, nel secondo di Chiappetta all'inizio e alla fine del primo e del secondo tempo. Chiappetta, il numero 4, riesce a tenere il pallone in campo e a girarla per Di Pietro. Adesso un giro palla abbastanza sterile quello dell'Ilva Maddalena, che vuole addormentare la partita con un Bosa che accenna una pressione, ma con l'uomo in meno. Ricordiamo è stato espulso Ruggiu al 15° del secondo tempo, è molto difficile, tanto lancio lungo verso Tapparello. Tapparello che prova a passare, Tapparello in mezzo a due, riesce in qualche modo a trovare un compagno, senza successo però Dombrowski. Qua in due vanno a recuperare questo pallone. Allora subito Carboni per Di Angelo per Ongania di prima per Bonu, senza riuscire però a trovarlo. Allora con calma Lena, anche per far respirare un attimo i suoi, a prendere la palla per battere questo fallo laterale. Lena per Tapparello contro Di Angelo, alla fine esce Pirina, palla al piede, la gira per Chiappetta, ancora Pirina, testa alta per il nuovo entrato e la gira per Di Pietro. Dombrowski. Aiana all'indietro per Di Pietro. Chiappetta. Di Pietro. Chiappetta per Aiana. Aiana per Lombrano, palla però troppo alta. Di Angelo. In qualche modo prova a continuare, uscire palla al piede, a continuare a giocare questa partita il Bosa, anche se è molto difficile trovare le motivazioni sotto di 2 gol, sotto di 1 lo ricordiamo. Comunque prova la percussione offensiva Carboni, senza successo, fallo laterale comunque che viene battuto da Avellino, che doveva entrare, lo ricordiamo, al posto di Ruggiu. Ruggiu si è fatto espellere e allora è entrato al posto di Fanelli. Sono 3 i minuti di extra time, allora qua Gallo prova a uscire bene perché riesce a servire il suo compagno. Questa volta l'apre per Pirina, anticipato di testa, ma palla che comunque arriva fra i piedi di Lena. Invece prova il tiro! Tapparello con l'ottima risposta, anzi Aiana con l'ottima risposta di Akenza, che va a evitare un passivo ancora più pesante. Bella parata del numero 44. C'è un altro cambio anche fra le fila dell'Ilva Maddalena. Dovrebbe entrare col numero 18 Serio, vediamo al posto di chi. So che siamo ormai entrati nell'extra time. Il numero 10 va a battere questo calcio d'angolo, non riesce ad arrivarci però il numero 9 Tapparello, e allora a cambio esce proprio Aiana.
entra al suo posto Serio. Va a forse alla sinistra di Tapparello. Ormai agli sgoccioli questa partita, siamo al 46esimo, ricordiamo stati 3 minuti di recupero, quindi dovrebbe finire al 48esimo. Bella lunga per Dieng sulla sua verticale per Carboni, in fuorigioco però. Avevano dato indicazioni a Pirina da parte di Tapparello e di Chiappetta. Manis va a lungo a cercare il numero 18, Serio, bello lo stop, riesce anche a eludere la marcatura, ancora Serio, fermato in fallo laterale. Siamo agli sgoccioli di anche di questo secondo tempo, con l'Ilva Maddalena che vuole finire come è iniziato questa partita, ovvero sia in attacco. Allora Tapparello vuole tenere il pallone alla bandierina, mischia ed è trattenuta, quindi punizione di seconda per il Bosa, così sembra essere. No, è fallo per l'Ilva Maddalena sulla mischia nei pressi della bandierina. È stato fischiato fallo contro la squadra di casa, proprio come se fosse un calcio d'angolo. Akenza è sistema 2 in barriera, ma ormai su questo calcio di punizione probabilmente finirà la partita. Palla messa indietro, 1, 2 e 3, finisce così la partita. Bosa 0, Ilva Maddalena 2, i gol di Pietro e di Chiappetta. Dallo stadio comunale di Pozzomaggiore ed Enrico Mulas è tutto, grazie per averci seguito, alla prossima.